Abbiamo avvicinato il presidente Bonomo, da pochi giorni confermato alla guida di Confartigianato Veneto. Quali saranno le aspettative delle piccole imprese che avranno rilevanza, gli abbiamo chiesto, nell'impegno assunto nei confronti dell'organizzazione? Io ho presentato un programma pluriannuale di 4 anni di tutto il mandato con delle priorità da mettere in campo per il primo anno che hanno a che fare con i rapporti con la Regione, in particolare con i decreti attuativi della legge sull'artigianato che ha 180 giorni di tempo dal varo per poter essere attuati tutti quanti e lì bisogna lavorare per far sì che all'interno della legge ci siano tutte quelle cose che devono facilitare il mondo dell'artigianato per quanto riguarda soprattutto la figura del maestro artigiano, la figura dei nuovi imprenditori che si approcciano, che devono avere dei percorsi facilitati proprio per migliorare quello che è l'autoimprenditorialità nel settore dell'artigianato e poi tutto quello che ha a che fare con l'innovazione e la ricerca anche a misura di impresa artigiana. Ci sono grandi aspettative legate al varo della legge sull'autonomia veneta e poi Bonomo pone tra i prossimi impegni la partecipazione alla riforma degli enti bilaterali. Un altro tema su cui verrà mantenuta alta l'attenzione è quello delle infrastrutture, con la richiesta che non vi siano ripensamenti su opere attese da anni. Soprattutto che non ci siano dubbi rispetto a quello che è l'iter della Pedemontana. La Pedemontana vedrà l'avvio dei primi 7 chilometri ormai a giorni, è un grande cantiere a macchia di leopardo che attraversa da est a ovest tutta la nostra regione. Abbiamo bisogno di un'infrastrutturazione digitale sul nostro territorio perché la regione Veneto non ha la copertura della banda larga e ultralarga su tutto il territorio e questo ci mette sicuramente in maniera inferiore rispetto alle altre regioni, faccio riferimento a Emilia Romagna e Lombardia che sono i nostri grandi competitor, ma a noi interessa anche che venga ultimata la galleria del Brennero, visto che le nostre merci hanno come mercato di riferimento il Nord Europa e la Germania e comunque devono passare per quel valico e dovranno passare anche su ferro, per cui anche con un aspetto ambientale. Ecco, per cui queste infrastrutture ci servono e ci servivano ancora 30 anni fa, non ultima anche la TAV. Adesso abbiamo sentito che in Piemonte lo studio che è stato fatto andrà a precludere questo tipo di lavoro, non vorremmo avvenisse la stessa cosa anche nel Veneto. Ci si mette 2 ore e un quarto da Venezia a Milano e ci si mette da Milano a Bologna 56 minuti. Bene, io credo che all'interno del grande triangolo industriale che è quello Milano, Venezia, Bologna, Milano, tutti devono essere messi nelle stesse condizioni di viaggiare in maniera veloce, per cui di queste infrastrutture, ripeto, ne avevamo bisogno 30 anni fa, abbiamo fatto senza finora, ma adesso è arrivato il momento in cui proprio non se ne può più far senza.